Ciao Sicily Lover, mi chiamo Daniela, ho 45 anni e vivo ad Alcamo, in provincia di Trapani. La mia passione è l'uncinetto, la maglia, il ricamo a punto in croce. Questi sono i miei strumenti da lavoro, un uncinetto e del filo. Sicuramente i vostri nonni, i vostri bisnonni lavoravano a maglia, all'uncinetto o comunque ricamavano, perché nella tradizione italiana, nella tradizione siciliana era di uso comune. In tutte le case si faceva questo, le donne facevano questo, si cucinava e si lavorava con i lavori manuali. C'era un interscambio fra le donne siciliane. Chi sa fare una cosa la fa l'altra e viceversa. Oggi questa tradizione si è persa. Sono felice di partecipare al progetto Sicily Lover perché mi consente di farvi conoscere, di farvi amare le arti siciliane che ormai stanno scomparendo. Siamo ormai pochi in Sicilia che lavoriamo con le mani. Ogni cosa che faccio vuole il suo tempo, ha bisogno di tanto tempo, di stare seduti, perché prima c'è la progettazione, la scelta del filato e poi comunque punto per punto vedrete che ci vuole tanto tempo per realizzare un capo manuale fatto a mano. Però è bello che le nostre tradizioni non si perdano e che voi possiate avere in casa un pezzo unico, un pezzo siciliano, un pezzo che non sarà facile nel tempo che possa essere ancora lavorato e che possa arrivare a voi. Mia nonna è stata quella che mi ha insegnato quando ero piccola a lavorare in questa maniera, perché eravamo tanti cugini e io ero l'unica femmina in mezzo a tanti maschiacci. Mia nonna, per togliermi dalla strada e dal gioco maschile del calcio, delle lotte con i miei cugini, mi chiamava, mi diceva vieni qua tu davanti la porta, come si usava un tempo sulla sediolina, e ci mettevamo lì, mi diceva qua dai 4 punti in questa stoffetta, oppure vieni qua che fai la catenella, chilometri e chilometri di catenelle con l'uncinetto. Così è nata piano piano la mia passione. Poi mi sono sposata, ho avuto il primo, il secondo e il terzo figlio in 4 anni veloci e non ho retto più il ritmo, però le manie, la voglia di lavorare comunque a mano non è mai scomparsa, e quindi prima con il corredino dei miei figli e poi perché la vicina ma le fai un paio di scarpette, e poi perché ti piace proprio e vai cercando tu cosa fare, ho ricominciato a tempo pieno a lavorare all'uncinetto, a punto in croce, a maglia, quello che mi piace fare da sempre. Oggi che i miei figli sono grandi, ormai sono cresciuti, ho voglia di realizzare per te le creazioni della Sicilia, le tradizioni nostre. Caro Sicily Lover, sarai contento e felice di avere una creazione fatta unica, fatta con le mie mani, dalla Sicilia, per il tuo nipotino, per il nuovo arrivato in casa, fatta da me con tanto amore. Immaginate il vostro bimbo o nipotino vestito in questa maniera, la salopette per il maschietto con la giacchettina e il fiocchetto, il silochino come si usavano una volta, le scarpette e il cappellino, tutto abbinato. Le femminucce sono sempre più sciccosette ed ecco il vestitino, la giacchetta coprispalle, la fascetta per i capelli oppure il cappellino e infine le scarpette abbinate. Certo, la tradizione della Sicilia entrerebbe veramente nelle vostre case. I filati che uso sono solo filati italiani, filati made in Italy e di ottima qualità, 100% lana o 100% cotone, quindi avrete un capo anche di ottima qualità e fattura quando lo riceverete nelle vostre case. Se vuoi, posso anche personalizzare il capo in base ai tuoi gusti, in base alle tue misure, in base al tuo modo di essere. Le mani lavorano pezzi unici, non ci sono ripetizioni, si può fare qualcosa di simile, ma di uguale mai. Quindi ogni pezzo che esce dalle mani è un pezzo unico, è un pezzo che ha una storia, perché
lo lavoriamo con tanto amore e con tanta cura, ma anche noi adulti abbiamo bisogno di vestirci e ogni tanto abbiamo voglia di indossare la tradizione, quello che è il nostro, come io che indosso questa giacchetta che ho fatto io, anche la collana che dà un tocco di colore, un tocco di calore anche con il nostro modo di essere, così un po' colorati, un po' siciliani, ecco. E mi piacerebbe che anche tu avessi qualche pezzo unico realizzato apposta per te. Oggi vi faccio conoscere la collezione per l'adulto. Sto preparando per voi dei guanti, questo è ancora in lavorazione, il cappello con una forma molto particolare, una sciarpa, e poi lo scaldacollo e anche delle giacche. Questa ne è un esempio, la nostra tipica coffa siciliana, fatta però più elegante. E poi ho disegnato e quindi sto realizzando per voi la Sicilia. Sono due perché diventerà una pochette, una borsetta elegante. Vedrete, per chi vuole qualcosa di più piccolo ci possono essere dei portachiavi. La riconoscete questa? La cassata siciliana, oppure la minna o il cannolo, oppure le pale di fico d'India. Indosserete, se vorrete, anche il ciondolo a forma di coffa con gli orecchini abbinati. Ancora sono da montare, però poi li vedrete finiti. Anche i limoni, dei piccoli limoni che saranno delle collane o sempre degli orecchini. Questo che sto realizzando è molto colorato perché andrà a colorare le vostre tavole. Questo è il sottopiatto e il sottobicchiere. Oltre a lavorare ad uncinetto, lavoro anche il chiacchierino, non mi fermo. Il chiacchierino è un'arte antica, mi è sempre piaciuto sin da quando ero piccola e quindi ho voluto imparare. Col chiacchierino andrò a realizzare dei gioielli, quindi saranno applicati in questa maniera, oppure gli orecchini nelle varie forme, ci sono tante forme. Questi qua ancora sono da imperlinare, cioè devono essere montate le pietre, oppure le croci che possono essere sia indossate che usate come fermalibri, come più vi piace. In questo momento andrò a fare l'altro orecchino uguale a questo. Come vedete, per lavorare il chiacchierino servono le spolette, il filo e degli schemi che posso creare o che uso quelli che già sono stati creati nel tempo, perché è un'arte antichissima che una volta si usava solo per il corredo, oggi si usa per abbellirci noi, perché il corredo spesso resta nei cassetti e quindi non viene più mostrato. Per realizzare il chiacchierino si fa mezzo nodo per mezzo nodo, quindi ci vuole tanto tempo. Mi piacerebbe però che voi indossaste dei gioielli fatti a chiacchierino, perché il chiacchierino, essendo lavorato con tanto amore, diventa un gioiello da indossare. Oltre al chiacchierino non dimenticate però che io lavoro sempre all'uncinetto e quindi sarete orgogliosi di indossare un'opera realizzata a mano in Sicilia, interamente dalle mie mani e per voi, in modo da poterla esporre e fare vedere ai vostri amici, ai vostri parenti. La nostra Sicilia, i nostri colori, i nostri gioielli devono arrivare in tutto il mondo. Ciao Sicily Lover!